Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio, categoria G, Trinidad Sledi, Togo degli Ulivi, Ursula Banno, Femmato, Laurentius Romeo, KDI con TVB di Casei, Tanita e Tango Quick, favorinetti per Tanita in chiusura. In partenza Laurentius Romeo velocissimo, va a condurre. Laurentius si porta in testa in poche battute e guida nei confronti di Toga degli Ulivi che ha all'esterno Ursula Ban. Ursula Ban poi scende in seconda posizione in corda, mentre in quarta c'è Offenmatto, poi Trinidad e Sledi, via via gli altri. Laurentius Romeo continua a comandare a metà della dritta delle scuderie, completa ormai 400 metri nell'ordine del 36 e per il momento non ammette repliche. All'esterno intanto cercano di farsi luce i cavalli più attesi, vale a dire Tanita e Caddy Icon, poi anche Tango Quick all'esterno, treno esterno formato appunto da Tanita, Caddy Icon e Tango Quick, ma davanti è Laurentius Romeo che completa il giro iniziale in 1 e 2, 15,5 davanti alle tribune. Sta regolando il ritmo a piacere Marco Stefani. In seconda posizione si mantiene Ursula Ban davanti a Toga degli Ulivi. Risale gradualmente Tanita con in schiena Caddy Icon, poi Tango Quick. Terza posizione in corda per Toga degli Ulivi davanti a Offenmatto. Il chilometro se n'è andato in 1,17,6. Tanita ora va deciso all'attacco di Laurentius Romeo che deve essere sostenuto e richiesto, ma passa Tanita a 400 dalla conclusione, è seguita da Caddy Icon, poi anche TVB di Casei avanza insieme a Tango Quick. Siamo sulla curva finale con Tanita e Caddy Icon nettamente avanti agli avversari. Si giocheranno la vittoria, Tanita in vantaggio, ancora 2 lunghezze di margine su Caddy Icon e nel finale Tanita allunga e anzi largheggia, diciamo, perché vince davvero facile nei confronti di Caddy Icon. Al terzo posto chiude Ursula Ban, 1,16 il ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere. E bella affermazione di Tanita e Edoardo Baldi, che ha quota davvero molto molto risicata di 1,43, confermano comunque sulla pista di essere i più forti, perché se la fanno scoperta all'esterno e alla fine la sua pressione si fa sentire su Laurentius Romeo che cala a traguardo lontano peraltro. Poi Tanita controlla agevolmente Caddy Icon e vince sulla stessa. Terzo posto più indietro per Ursula Ban, che conferma la buona ultima corsa. Ed è tutto per questo convegno feriale dall'Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima, 24 novembre.